Alla Camera. Vuoi per riunire tutte le forze sane del paese? Vuoi per impedire certi pericolosi esperimenti di cosiddetta apertura? Vuoi per evitare il baratro delle nazionalizzazioni? Vuoi per restituire forza e fiducia alla libera iniziativa che costituisce la base e la garanzia del progresso economico del paese? Quel progresso economico che già ebbe inizio nel lontano cosiddetto e bistrattato ventennio, con buona pace di Nenni e dei suoi amici. Vuoi? Voglio che te stai zitto. Li vedi quei fogli? Li vedi? Quelli sarebbero i manifesti elettorali, capito? E quelli che vincono le elezioni come si chiamano? Quelli si chiamano deputati e vanno in Parlamento. Anzi, adesso non si chiama più nemmeno Parlamento, si chiama pappamento, si chiama. Tu ridi, c'è mica tanto da ridere, sai, ci sarebbe da piangere, altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici pensano invece agli interessi propri. Non è un segreto che il governo ha perduto molta popolarità per causa tua, figliolo. C'è chi dice che alle prossime elezioni saremo battuti. La stampa ci ha criticato molto severamente per quel che abbiamo cercato di fare. Ma l'opinione pubblica cambia facilmente. E tu, Alex, se posso chiamarti Alex? Oh, certo, sir. A te come ti chiamano a casa? Io mi chiamo Frederick. Come dicevo, Alex, tu puoi contribuire molto a cambiare l'opinione pubblica. Capisci, Alex? Mi sono spiegato chiaro? Come un lago senza fango, Fred. Così limpido come un cielo d'estate sempre blu. A pensare, mi scusi, all'epoca della buonanima... Ah! Cosa ha detto? Mi ha toccato sul debole. L'epoca della buonanima. Quelli sì che erano tempi, caro maresciallo, e non tornano più, eh? Ah no, non tornano più. Quali tempi, scusi? Come quali tempi? Quei tempi lì, adesso siamo, ma dico, siamo uomini, siamo bambini, abbiamo... Ma non era meglio un po' di carne? Secondo selezione medica, un piatto di minestrone corrisponde a 2 bistecche. Beh, io mi accontenterei soltanto di una. E va bene, allora mangiane la metà. Allora questo sarebbe come 2 bistecche. Esatto, proprio così. Allora lo mangio col coltello e la forchetta. Beh, deve ringraziare Dio che c'è il minestrone. E pensa che c'è tanta gente che oggi non mangia. Non voglio mangiare. Ma come il fagiano, perché non mangi? Da quando ho preso contatto con quelli della tributaria mi si è chiusa la bocca dello stomaco. Ci vuole altro per fermare l'appetito a me. Ma papà, tu ti preoccupi troppo, e guarda me, io non ci penso per niente. E per forza, tu sei un incosciente. Tu basta che pensi a fregarmi la macchina, a intruppare con la Vespa e a fare guai con le ragazze. Va bene, cosa deve fare? Giovane. Dagli ragione pure tu. Dagli ragione. Io ero da su, ho lavorato. Lo volete sapere che... Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Joy, passami ragazzi, che rottura di palle. Ma che c'hai oggi, eh? Se non fossi al verde stasera mi piacerebbe andare al 2001. E vabbè, allora vacci. Ma che cazzo dici? Ci vogliono 20 o 30 dollari? Perché tu ce li hai 30 dollari da spendere? Dai, Tony. Ma che ti incazzi pure? Per oggi è tutto, la lezione è finita, mi raccomando. Non mancate la lezione della prossima settimana, cenni storici sull'utilizzo della cannabis per la preparazione agli esami. E vi ricordo le 3 regole fondamentali del fancazzismo militante, tramandateci dall'anonimo fondatore della nostra confraternita, è vero. 1. Assenteismo spregiudicato da esami e lezioni. 2. Sfruttamento spietato delle finanze dei genitori. 3. Ricerca sfrenata di qualsiasi tipo di divertimento. Bene, grazie, per oggi è tutto, la settimana prossima. Bravo, professor Bezzi. Un applauso. E avreste qualche spicciolo da darmi, fratelli? Avanti, fatemi fuori, sporchi vigliacchi. Io tanto non voglio vivere. Non in uno schifo di mondo come questo. Oh, e che ha di tanto schifoso questo mondo? È uno schifoso mondo perché non c'è giustizia, non ce n'è più. È uno schifoso mondo perché adesso i giovani maltrattano i vecchi come fate voi. E non c'è nessuno che rispetta la legge, nessuno che tiene l'ordine, nessuno più. Lavoro. Sì, l'elettrotecnico delle bombole veraci. Sì, l'elettrotecnico delle bombole veraci, allora. Ora basta, Lino! Basta, dico io adesso, che sono la mia dignità. Che cosa credi? Che sono un estranzo io, un pupazzo?
Prendi Mike e portalo di qua. Porta Mike alla scuola, vai a prendere Mike dalla scuola. Metti Mike a dormire, che poi manco dorme quel disgraziato maledetto di tuo figlio. C'ha sempre l'occhio spalancà e il pure nella vasca da bagno c'ha. Ma adesso Spartacus, rompe le catene, capito? Io me ne vado da questa casa. Sì, me ne vado. Guarda, mi sputi in faccia da solo se non me ne vado da qua. Tu. Ecco fatto, la parola è parola. Magari. Sei innamorato? Sì. E com'è? E com'è cosa? L'amore. L'amore è una cosa bellissima. È come un'amicizia, ma più bella. È come la primavera, come quando si chiudono le scuole? E di più. È come la notte di Natale. E ci hai dato anche un bacino. Sì. Sulla bocca. Sì. E come si fa? A me è capitato, stavo uscendo, ero sulla porta, no? Quella dell'ascensore. E c'era anche Teresa. Come se questa fosse Teresa. E io le ho detto, ciao Teresa. E lei mi ha detto, ciao. Poi è venuta vicino e... Remigio. Don Remigio. Amor mio. Ma che c'hai, Beduino? Non fa così che mi fa impressione, ma fa. Sono troppo disgraziato. Io quasi mi ammazzo. Uè, ma che sta a dire? Che sta a dire? Si pazzo. Non vale la pena ammazzarsi per una donna. Allora ammazzo lei. Una donna non lo merita, toglilo dalla testa. Ma allora che devo fare? A me non mi va bene nessuno. Come non ti vuole bene nessuno? Io non conto niente. Ci sto io, Valtiruccio tuo. L'unica cosa vera al mondo, sai che cos'è? È l'amicizia fra uomini. È vero. Tu va bene a me? Sì. E io voglio bene a te. Grazie. Mandiamola a fanculo. E stiamo assieme. Sì. Io e te. Stiamo assieme. Io non mi sono mai fidato delle donne, mai. È vero, infatti non t'ho mai visto con una donna. Avarteri? Oh. Perché? Io... Afroci. Vuoi da me? Tu veramente non hai i soldi per... E chi merita? Un sistema ci sarebbe. Padre, me lo dice adesso, ma fai stai sulle spine? Sì, lo so, ma è stata sempre una cosa, io non sono stato mai solo, sai, sono cose gelose, capisco. sono quei sistemi... Ho capito. Ci vorrebbero 200.000-300.000 lire liquide. Per te? No. Capitano? Ma che capitano? Colonnello? Ma che colonnello? Di la verità, qualche onorevole. Fammi parlare, che qualche onorevole? È un sistema di 3 fisse e 10 multiple. 24, 12 sicuri e la possibilità che il 13 si incolonni 3 volte. Ma dimmi un po', niente, stai parlando del Totocalcio? Sì. E tu lo giuri? Sempre, tutte le settimane. Ma tutte le settimane... Capirai. Ma figliolo mio, da noi se uno vuole risolvere qualche cosa, oggi non c'è rimasta che una possibilità, vincere al Totocalcio. Capisci? Dai retta a me. Noi la sera adesso ci riuniamo, prendiamo qualche schedina. 1, 2... Ma dico, se vinciamo, sulla vincita ci dobbiamo pagare pure la tassa. No, sulla somma no. Però tassano il reddito della vincita. Dai! La crisi, Giulio mio, la crisi, la congiuntura, e non soltanto crisi economica, tecnica. Non sono solo gli sprechi nelle scenografie, nei costumi. Ecco, guarda questo costume, 600.000 lire. Hai capito? Che vergogna. La crisi è in noi, la peggiore è in noi, siamo noi. Che ti sei persa.